Il Veneto si conferma la seconda regione italiana per consumo di suolo, sul podio dietro solo alla Lombardia. La nostra regione, stando ai dati forniti dal nuovo report di ISPRA, ha consumato nell'ultimo anno 739 ettari. Il Veneto conta già l'11,8% di suolo consumato, con un aumento costante negli anni. Anche a livello di province, quelle venete sono nei primi 10 posti della classifica italiana. Padova e Treviso rispettivamente al sesto e settimo posto, all'ottavo Verona. Venezia nella classifica delle grandi città è seconda solo a Roma con 37 nuovi ettari consumati, incremento in parte dovuto ad un nuovo polo logistico di 11 ettari. Lega Ambiente critica proprio la creazione di nuovi poli logistici nella nostra regione come principale causa di consumo del suolo, perché esclusi dalla legge regionale del 2017 sul consumo del suolo. Noi abbiamo questa legge della Regione Veneto fatta nel 2017 che assolutamente è da implementare e rivedere, visto che prima si consumavano 500 ettari all'anno mediamente, adesso se ne consumano 750, quindi non sta funzionando purtroppo a distanza di 6 anni. E una delle cose che questa legge non considera proprio nei conteggi del consumo di suolo, ad esempio, sono le nuove urbanizzazioni per le attività produttive, come possono essere i tanti magazzini per la logistica e la grande distribuzione che vengono realizzati. Qui a Padova, a Granze di Camin, c'è in ballo un progetto su un'area agricola di 15 ettari. Nella nostra regione i comuni sul podio per il consumo di suolo totale sono Padova, Spinea e Noventa Padovana. A mangiare terreno non sono solo i poli della logistica, ma anche infrastrutture, per esempio i pannelli fotovoltaici. La stessa ISPRA distingue circa la metà degli impianti fotovoltaici realizzati a terra nell'ultimo anno li considera consumo di suolo, l'altra metà non li considera proprio perché sono a bassa densità, e anche quelli che considera come consumo di suolo li considera consumo di suolo reversibile. C'è poi un'eventuale ulteriore considerazione: un conto è un consumo di suolo come un ospedale, un impianto fotovoltaico che hanno dei ritorni di benefici per la collettività o per l'ambiente, un conto sono i consumi di suoli fatti per interessi economici privati.